Va ora in onda Grafologia con Renato Pasqualotti. Impara a conoscerti dalla tua scrittura. Buongiorno ai radioascoltatori, ai telespettatori da Radio Conegliano Veneto Globe, Renato Pasqualotti, il grafologo. Questa mattina tratto un argomento particolare. Si tratta del sentimento dell'io. Che cosa vuol dire questo? Quando noi guardiamo una scrittura ci rendiamo conto del calibro, cioè della dimensione della lettera. C'è chi scrive molto in grande, si dice, c'è chi scrive piccolo piccolo. Ecco, questo ha un significato preciso che riguarda l'io, cioè come l'io, la persona, lo scrivente si sente. È una sensazione ovviamente dell'io verso se stesso, e ovviamente anche in relazione con il contesto. L'io mortificato, l'io piccolo, un atteggiamento di introversione porta lo scrivente a scrivere lettere molto piccole, molto contenute. Non c'è espansione. L'io è realmente mortificato. Possono essere delle fasi della vita. Possiamo trovare l'adolescente che ancora in quel momento della propria esistenza molto instabile, molto insicuro, magari è un ragazzo o una ragazza complessata e il calibro è piccolo. Poi, con l'età, questo può andarsi a modificare. La lettera diventa più grande, l'occupazione dello spazio, cioè l'utilizzo dello spazio da parte dello scrivente, può essere completo, con lettere in espansione. Allora, da questo si è capito che l'atteggiamento di introversione porta al calibro piccolo, l'atteggiamento di estroversione porta al calibro grande. Questa è la prima valutazione che si fa, è il colpo d'occhio che ci fa capire subito. Noi vediamo come impegna. Ci sono persone che con 4 righe impegnano tutto il foglio. Ci sono persone che scrivono talmente in piccolo che occupano, pur avendo 10 righe, soltanto la parte in alto del foglio. Avevamo già visto addietro come l'occupazione dello spazio dal punto di vista simbolico dia delle indicazioni ben precise. Cioè occupare lo spazio in modo totale con un calibro molto grande vuol dire invadere lo spazio, essere ben coscienti del proprio io, alle volte anche in modo esagerato. Per cui occupo dappertutto, sono invadente, sono dappertutto, non ho alcuna remora. Attenzione, perché alle volte anche questo atteggiamento che sembra spontaneo può essere una compensazione di uno stato di inferiorità. Quindi non dobbiamo pensare che quando il calibro è così grande ci sia effettivamente una forte sicurezza dell'individuo, un io ben forte e preciso. Alle volte è un po' un inganno. Il calibro grande lo troviamo soprattutto in personaggi da spettacolo. Possiamo pensare quando devono esibirsi, quando devono essere egocentrici questi personaggi. Oppure nel venditore. Il venditore che in qualche modo deve catturare il proprio cliente, deve convincerlo all'acquisto e quindi si espande, magari racconta di sé, porta dei dettagli, delle cose magari un po' superficiali, ma devono assolutamente coinvolgere il cliente. Il calibro alto e il calibro grande, inteso allargato, hanno significati diversi. Quando noi troviamo un calibro piuttosto alto, e Moretti definisce il calibro alto quando supera i 3 millimetri, quindi noi dobbiamo pensare all'altezza della lettera, non tanto alla sua espansione in orizzontale. L'altezza è l'io che si sente. In questo caso quando abbiamo una scrittura tendenzialmente angolosa, quindi la lettera A o la lettera O diventano ellittiche verso l'alto, troviamo una persona egocentrica, ha un io piuttosto esibito.
la lettera che va verso l'alto indica l'io individuale, l'io che si sostiene, e anche lo stesso portamento sarà rigido, impettito. Molto spesso a questa lettera si associa anche un'intozzata primo modo, quindi un certo spessore della lettera, c'è energia, c'è grinta. L'io si deve a tutti i costi affermare. Quindi parliamo di egocentrismo, di concentrazione di tutta l'attenzione sul proprio sé. Quando invece questo calibro, pur essendo grande, si allarga, si espande verso in senso orizzontale, allora qui abbiamo un atteggiamento più bonario. L'individuo cerca di catturare l'attenzione, è molto amante del complimento, cerca di coinvolgere in modo molto bonario, ma ovviamente superficiale, perché il calibro alto, il calibro grande, non è attento ai particolari. È una forma esibizionistica dell'io e quindi avrà capacità organizzative, non c'è dubbio, soprattutto se si tratta di eventi dove questa persona può emergere. Quindi lo troviamo negli ambienti sicuramente di spettacolo, ma di organizzazione di eventi come le grandi tavolate, come gli eventi importanti che possiamo trovare nelle grandi città, oppure appunto di spettacolo. Al contrario, quando il calibro diventa piccolo, allora qui abbiamo uno scrivente più attento, l'atteggiamento è di introversione. Non c'è atteggiamento esibizionistico. Valuta attentamente tutti i particolari. Abbiamo più la funzione del pensiero, secondo Jung. Quindi abbiamo a che fare più con una persona intellettuale, una persona che approfondisce gli argomenti, che è attenta a sé e alla relazione e quindi anche all'altro. Sarà un atteggiamento di pudore, vedremo poi in base all'intozzatura, cioè allo spessore della lettera, se c'è energia. Faremo attenzione anche all'ampiezza della lettera, intesa come largo di lettere, cioè la luce, la larghezza interna della lettera, che significa apertura mentale. Qui abbiamo due tipi di scrittura. Allora, la scrittura piccola, che può essere facilmente leggibile, una scrittura scorrevole, che tiene conto quindi anche di spazi piuttosto ampi tra una parola e l'altra, dove c'è appunto la pausa di riflessione, lo spazio per il ragionamento, per la critica. L'espansione verso l'alto, come sempre dal punto di vista dell'occupazione dello spazio, intende sempre una forte spiritualità, un'ambizione che possiamo appunto trovare in modo più contenuto, ma anche nella scrittura con calibro piccolo. I segni secondo Moretti sono due. Il primo è un segno positivo ed è il segno minuta. Questo indica appunto grande capacità intellettiva, di attenzione. È un segno positivo, non c'è dubbio. Il calibro è piccolo e il ritmo nella scrittura deve essere scorrevole. Lo troviamo soprattutto nella scrittura degli ecclesiastici. Sono persone di pensiero, di attenzione verso l'altro, di sensibilità. In questo caso il calibro piccolo si accompagna a un segno leggero che Moretti definisce filiforme, cioè segno di grande sensibilità ma anche di suscettibilità. Questa scorrevolezza sta a indicare la capacità, la fluidità dell'individuo di entrare in modo disinvolto, ma ovviamente sempre contenuto, perché stiamo parlando di calibro piccolo, in tutti gli eventi, anche nella relazione,
anche nello studio, nel portare avanti le proprie convinzioni in un modo molto discreto, ma continuativo, pacato. Non c'è più l'atteggiamento esibizionistico del calibro grande. Queste persone, noi così in modo superficiale potremmo definirle un po' timide, un po' riservate. Sono degli studiosi, degli intellettuali. Quando poi questo calibro piccolo, quindi questo scrivere in modo piccolo, però, e qua è più probabile che noi lo troviamo soprattutto nei giovani d'oggi, non è più scorrevole, ma comincia ad avere delle tensioni, delle seghettature all'interno della lettera, oppure dei grandi spazi bianchi, oppure dei tentennamenti dove le lettere si appoggiano l'una all'altra, dove il rigo non è mantenuto, ma sale e scende in un modo disordinato, quando il margine non è ben mantenuto. Ecco, purtroppo noi queste cose le troviamo al giorno d'oggi. Qui la cosa si fa un po' più complicata, perché potrebbero esserci i primi sentori, i primi segni di qualche patologia psicologica. È bene che quindi gli educatori, i genitori, trovandosi davanti a questo tipo di scrittura del proprio figlio, del conoscente o altro, facciano attenzione. L'io è insicuro. Non è come nel segno minuta che c'è questa attenzione al particolare. Qui l'io si sente molto contenuto, molto sofferto, procede con grande insicurezza. E quindi è importante che dal punto di vista pedagogico, trattandosi di un giovane, ci sia attenzione da parte dell'educatore per far sì che questo io possa crescere, possa avere più fiducia in se stesso. E quindi va incoraggiato, non va mortificato. L'educatore dovrà essere attento, dovrà valorizzare l'individuo, le sue potenzialità. Ci possono essere molte potenzialità con questa scrittura, ma represse, non espresse, e quindi l'individuo va sicuramente rassicurato. Se ci sono all'interno dei segni che mi danno indicazioni di forza di volontà, come la ricerca di mantenere il rigo, cioè di restare su un piano orizzontale contenuto, se ci sono degli angoli piuttosto forti che mi indicano tenacia, allora noi possiamo trovare nell'individuo delle potenzialità che, se espresse, possono portare all'equilibrio dell'individuo. Ecco che quindi questo io diventa un io più forte, più sicuro di sé. E questo sicuramente deve essere un'attenzione da parte dell'educatore. Ecco, io con questo anche questa mattina vi lascio, vi chiedo di fare attenzione, soprattutto quando trovate queste scritture piccole e insicure, e di incoraggiare lo scrivente, di avere attenzione. Questo è un avvertimento che noi tutti dobbiamo avere. Non possiamo dire: ma guarda un po' che scrittura da gallina, devi imparare a scrivere. Stiamo attenti. Non mortifichiamo l'individuo perché è già introverso per conto suo. Con questo vi ringrazio di avermi seguito anche oggi, vi auguro una buona giornata. Renato Pasqualotti da Radio Conegliano, Veneto Globe. Avete ascoltato Grafologia, un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio.